Ciao, benvenuti, siamo al presepio vivente di Tribano. Dopo tanto lavoro, oggi finalmente potete vederlo in diretta. Abbiamo 5.000 metri quadri, 8 postazioni, abbiamo la possibilità di avere più di 100 figuranti. È una grande soddisfazione per il nostro paese in questo momento aver dato vita al più bel presepio vivente che c'è in Veneto. Qui i nostri ragazzi possono vedere dal vivo quanto lavoro è stato fatto, possono vedere gli animali, abbiamo le capre, abbiamo le pecore, il bue e l'asinello, il bambino Gesù dal vero. È veramente una grande tradizione che si ripete nel nostro territorio dopo tanti anni e che noi vogliamo rispolverare, e da quest'anno ripartiremo e avremo ogni anno il presepio vivente a Tribano. Buonasera a tutti, benvenuti a Tribano. Siamo qui in questa prima edizione del nostro presepe vivente, un'avventura cominciata da incoscienti, possiamo dirlo sul serio, perché quando siamo partiti non pensavamo che potesse essere così impegnativo e così grande anche come esperienza. Siamo contenti perché il cuore che ci ha mosso nel promuovere queste esperienze è stato anche stravolto da più di quello che ci aspettavamo. Eravamo partiti volendo coinvolgere i ragazzi e i giovanissimi in un obiettivo concreto che potesse dare a loro degli scopi e una partecipazione alla vita della parrocchia. Su questo ci siamo abbastanza riusciti. Certo. Per cui, per chi si domanda perché lo facciamo per i ragazzi e per i giovani, prima di tutto. E poi però sono subentrate altre cose. Eccola qua una giovane ragazza che... Ciao Vittoria, saluta. Ciao. Per dire, insomma, ma ci sono un po' ovunque. Poi abbiamo scoperto tanto di più. Abbiamo scoperto la collaborazione con tante persone che non sono della parrocchia, propriamente della parrocchia, ma del territorio, e che hanno aderito anche volentieri proprio a un qualcosa di nuovo. E poi ancora l'integrazione. Uno dei punti che mi piacciono di più è quello dove c'è la comunità marocchina. Abbiamo una realtà che veramente cerca di integrarsi, veramente cerca di far parte, di rendersi parte del paese. Ecco, queste sono forse le cose che ci hanno stupito di più. Ci ha stupito anche il fatto che il paese non si aspettasse un qualcosa del genere e che magari ancora sta cercando di capirlo, ancora sta cercando di vedere cosa sta succedendo. Questo paese ha bisogno di ritrovare un po' di cuore, un po' di anima, e il centro del paese si presta, si offre. Questo spazio, questo parchetto, a volte è stato purtroppo il centro di qualche polemica per la notte abbastanza scura e chi ci passava, eccetera eccetera. Poterlo rendere vivo, abitato, portatore di un messaggio come è in questi giorni, era anche questo uno degli scopi che ci siamo proposti. E poi per il resto adesso ci divertiamo, andiamo alla grotta, andiamo alla mangiatoia. Gesù bambino è proprio buono, insieme con mamma e papà. Ciao Maria. Ciao. Ciao Giuseppe. Ciao. L'angelo porta un messaggio. Gloria a Dio nei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Evviva, l'angelo vince. Poi è per noi una prima edizione, per cui è tutta una scoperta.
La nostra speranza è quella che possa diventare una tradizione e che per noi di Tribano, per la Bassa Padana, possa diventare anche un riferimento che ci motiva. Ah no, c'era ancora una cosa che per me era molto bella da vivere. Siamo abituati ai presepi di statuine, poter impersonare i personaggi, gioco di parole vabbè, brutto, poter essere negli abiti dei personaggi è un'altra cosa. Ci fa vivere anche il Natale, sebbene siamo con abiti che non sono i nostri, in un modo più vero. E diventa l'augurio proprio che facciamo a tutti, quello che il Natale, l'abitare una storia, sia fatta nella nostra pelle, nella nostra carne e con lo stupore che ci riempie un po' tutti in questi giorni. Grazie.